Un saluto a tutti e sento il bisogno di fare un punto della situazione sul coronavirus, un punto della situazione e alcune considerazioni. Dall'altro voglio anche dire, prima di tutto, che voglio ringraziare tutti coloro che stanno lavorando, quelli del mondo della sanità, le donne e gli uomini del mondo della sanità, quelli che io ho definito gli angeli col camice, che mettono a repentaglio la loro salute, ma si danno da fare e veramente con forza e determinazione per curare i veneti e per garantirci la salute e la sanità. E ovviamente assieme a loro i medici di base, i farmacisti, la protezione civile e tutti i volontari che in questo momento sono coinvolti. E le considerazioni sono presto dette, siamo in un momento nel quale questa emergenza ci tocca da vicino e siamo davanti a un virus che ha delle caratteristiche particolari, una bassa letalità, quindi una bassa mortalità e un'alta contagiosità. L'impegno di tutti, ovviamente, noi siamo tutti chiamati ad un impegno civile, pubblico e di far squadra per fare in modo che non ci sia ovviamente l'estensione del contagio. Questo perché? Perché se il contagio si estende alle fasce più deboli, penso agli anziani che magari possono avere, quegli anziani che possono avere una salute cagionevole, piuttosto che un bimbo immunodepresso o un cittadino che ha altre patologie importanti, ecco, queste fasce deboli della popolazione potrebbero avere qualche guaio e complicazioni sanitarie non di poco rilievo. Lo dico perché a questo punto noi siamo chiamati a una grande responsabilità, a un'azione diciamo collettiva di solidarietà e ovviamente anche dare questo grande senso di civiltà. Dall'altro è inutile che stia qui a parlarvi del decreto, se voi sapete che c'è un decreto del governo, tutti noi potremmo parlare delle coerenze o delle incoerenze di questo decreto, ma non penso non sia il momento di star qui a fare queste analisi, ma di dire sostanzialmente che l'indicazione da dare e da osservare per ognuno di noi è quella di non andare in luoghi affollati, di evitare ovviamente i luoghi affollati, di fare in modo di mantenere le distanze di sicurezza rispetto al fatto che ognuno di noi quando parla emette un vaporacqueo e quindi questo vaporacqueo che viene ovviamente magari inalato automaticamente da altre persone non sia il veicolo per trasmettere il virus. E quindi anche da qui la distanza di sicurezza, quella che è definita droplet, il famoso metro, la distanza di 1 metro quando si parla con le persone. In generale poi tutte le norme, il fatto di lavarsi spesso le mani, perché le mani possono essere un veicolo, visto e considerato che poi magari le mani eventualmente infette, con le mani eventualmente infette ci si tocca la bocca, gli occhi o quant'altro e questo ovviamente potrebbe essere un ulteriore veicolo. Ed infine ovviamente osservare tutte le regole come quelle dello starnuto, del colpo di tosse, di utilizzare magari il gomito in maniera tale di mantenere sempre le mani che utilizziamo nei contatti quotidiani sempre il più pulite possibile. E queste sono solo alcune delle norme. Io penso che questo per noi possa rappresentare una grande chiamata di popolo, un grande segno di civiltà e come dicevo anche un grande segno di responsabilità nei confronti di quelle persone che magari non possono permettersi di essere contagiate dal coronavirus. Magari sono i nostri parenti, sono i nostri nonni, i nostri genitori, i nostri familiari, gli amici. E quindi io vi invito solo a fare questo, no? Conservare ovviamente ben chiare le regole, osservarle fino in fondo e ripeto, evitare i luoghi affollati e le distanze. Tutto questo per dirvi che poi niente panico, niente paura, niente angosce, continuiamo a fare la vita che abbiamo sempre fatto con queste regole. Anche da questa vicenda ne verremo fuori e il Veneto, come ha sempre dimostrato, sarà assolutamente in grado di superare anche questa emergenza ed essere più bello di prima.